Gli operatori sanitari da dentro gli ospedali ci chiedono con forza da più di un mese di inserire il Veneto in zona rossa per chiudere, limitare il contagio. Il presidente della regione del Veneto lo può fare autonomamente al di là delle scelte assunte dallo Stato. Il Partito Democratico è chiaro e chiede al governatore Luca Zaia una presa di posizione forte per tutelare la regione che al momento conta il maggior numero di contagi. Il PD porta ad esempio la Toscana, dopo 2 settimane di zona rossa, l'epidemia è rientrata e l'economia ha potuto riprendere. Naturalmente di fianco a questo servono dei provvedimenti economici da parte dello Stato, della regione, mettere risorse che tante altre regioni hanno messo e anche degli enti locali per sostenere le categorie economiche che naturalmente ne avrebbero il maggiore disvalore da questo provvedimento. I democratici si dicono portavoce del grido di aiuto che arriva dagli ospedali veneti. I posti letto nelle terapie intensive sono risicati e questo va anche a discapito di tutte le patologie gravi non Covid. Il PD chiede dunque a Zaia un intervento molto più selettivo di quanto fatto finora. Ecco le proposte avanzate dal capogruppo PD in regione Possamai. Serve per esempio recuperare l'utilizzo degli ex ospedali non più utilizzati, che possono essere fondamentali per la fase post-acuta. C'è tutta l'attività da fare sulla stabilizzazione dei tanti medici precari, ad esempio quelli che lavorano nei pronto soccorsi. C'è l'aspetto dei tamponi. Abbiamo visto che i tamponi rapidi nell'RSA per esempio non funzionano, per cui solo tamponi molecolari nelle strutture sanitarie e nell'RSA. C'è anche tutto l'aspetto fondamentale delle patologie non Covid, che ovviamente in questi mesi sono state in larga parte rallentate o poco curate, per cui serve un'analisi profonda che ci consenta nei prossimi mesi di recuperare e di curare anche chi non ha il Covid ma altre patologie altrettanto gravi. Sul fronte vaccini massima collaborazione, è necessario arruolare volontari per una somministrazione più veloce e capillare, dice il PD. Secondo noi, ed è un appello rivolto anche al governo, finita la fase dei vaccini all'RSA, alle persone dentro l'RSA, al personale medico, agli anziani particolarmente fragili, dobbiamo subito vaccinare gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori.